La questione inquinamento e sicurezza nel settore conciario è quanto mai rilevante in questo momento di ripresa economica post-pandemia. Tema di interesse generale per tutti, su cui non si può derogare. Non riguarda quindi solo gli addetti ai lavori. In questi giorni il mondo sindacale si sta mobilitando contro l'applicazione di un contratto giudicato non conforme perché può rappresentare un serio rischio anche per la comunità. Questo contratto è un contratto firmato da un'associazione datoriale nata poche settimane fa e da un'organizzazione sindacale autonoma che tra l'altro pare non abbia neanche rappresentanza tra i lavoratori dello stesso settore. Ad applicarlo prima in Italia un'azienda di Zermeghedo, un comune dove avevamo già raccolto le preoccupazioni dei residenti. Inquinamento, concerie, anidride solforosa, quelle cose lì che qualche volta mi respiro male anche io quando devo tenere tutte le finestre chiuse. So che dà lavoro la concia, però non lo so se quanto andrà avanti. Le conce portano soldi, è quello. O fai una cosa o fai l'altra. Un dilemma a cui nemmeno i lavoratori vogliono essere costretti a dover scegliere. Che una parte importante del mondo del lavoro, quella della concia industriale, venga dato in mano a qualcuno che non rappresenta quel mondo e che finora non si è sentito sul tavolo dell'urlare il problema della sicurezza, crea un problema e una preoccupazione anche per la sicurezza. Soprattutto l'inquinamento e la sicurezza sono i primi due elementi importanti che vanno salvaguardati in situazioni come queste, dove generalmente dopo tanto tempo siamo riusciti a convincere le aziende a mettersi in ordine. Stiamo parlando di un contratto nazionale di lavoro, è evidente che questo è il più importante distretto della concia in Italia e in Europa, stiamo parlando di un distretto che occupa circa 13.000 dipendenti e quindi è evidente che siamo nel distretto più importante in assoluto in Italia ed Europa. C'è il rischio che non si limiti solo ad un'applicazione di questo contratto che riguarda nello specifico le aziende della concia, ma che riguardi anche la filiera, il distretto e che quindi possa amplificarsi in aziende del metalmeccanico o di altri settori che lavorano all'interno del distretto della concia.